Buongiorno a tutti. Sono a Firenze. Tra poco andrò con i commercianti toscani in una piazza simbolica che è Piazza della Signoria per manifestare in maniera composta, disciplinata, per manifestare un disagio, il disagio di una tensione che c'è e che viene anche raccontata un po' da tanti, e quindi vi trovate in camera d'albergo. Saluto e ringrazio gli albergatori perché stanno facendo un lavoro incredibile. Io ovviamente sono da solo, sono l'unico cliente e devo dire che è anche strano, cioè, sentire questo vuoto di una città che ti sta ospitando e che capisci che una città che tra l'altro vive di turismo, e capisci la difficoltà del momento. Quindi quando poi andremo a vedere la stampa titola a tutta pagina, proprio apertura del giornale, tensioni sociali, il Nord ha paura delle tensioni sociali, e allora capisci che cosa forse sta per accadere in questo paese. Cioè il Nord produttivo, quel Nord che è rimasto sempre silente, ligio alle regole, quel Nord sta per esplodere, quel Nord che di solito lo si racconta ricco, laborioso, sempre acceso, comincia a battere in testa, comincia ad avvertire questa paura. Domenica vi ho raccontato in presa diretta, vi ho raccontato l'Arco della Pace, la situazione dei ristoratori. Oggi con i commercianti saremo qui in Piazza della Signoria a Firenze. Venerdì mattina sarò a Padova e secondo me testimonieremo lo stesso disagio. Allora, mi tolgo, perché fa caldo, mi tolgo la felpa e cominciamo. Cominciamo con la nostra rassegna. Ripeto, poi vi do appuntamento verso le 11:15 circa in Piazza della Signoria a Firenze e da lì cominceremo. Allora, il Nord a rischio di tensioni sociali è l'apertura di giornale della Stampa. Salta ancora l'intesa sui migranti, oggi il decreto bilancio, giù l'IRAP, dopo andremo a capire, sconti sull'IMU agli alberghi. Governo in ritardo, 70% teme conflitti, ristoranti, bar, barbieri aperti da lunedì, ma decidono le regioni, la fiducia nei politici va al minimo, ed è su questo sondaggio che si articola anche e si sviluppa anche la prima parte del giornale, del sondaggio di Alessandra Ghisleri. Dopo 100 giorni di lockdown gli italiani iniziano ad avere paura, secondo l'ultimo rapporto di Euromedia Research, 7 su 10 temono che la crisi economica possa far esplodere le rivolte sociali, soprattutto al nord, e soltanto il 5% dichiara di avere fiducia nei politici. Notizie positive per i comportamenti: il lockdown è stato rispettato ampiamente, soltanto l'1,3% ha ammesso di essere comunque uscito di casa. Il virus alimenta le paure degli italiani, la crisi farà scoppiare le rivolte al nord. Quindi questa è un po' la paura. Dalla Repubblica andiamo al Corriere della Sera cioè dalla Stampa, scusate, andiamo al Corriere della Sera e a Repubblica. Cominciamo dal Corriere: veti e trattative sul decreto, i ritardi da colmare, sono quasi tutti ritardi legati alla burocrazia. E a questo proposito vi voglio leggere il caffè di Massimo Gramellini, che racconta l'assurdo della burocrazia. Per gentile concessione di una delle vittime, ho tra le mani la delibera di un'autorità incaricata di redigere le bollette ai tempi del coronavirus.
adeguandole ai principi di semplicità e chiarezza che la situazione richiede. La delibera riguarda la riduzione della tassa sui rifiuti per le aziende in difficoltà e comincia con un sacrosanto richiamo a leggi, direttive e decreti legge. Non più di 5 paginette. L'autore del documento è un maestro nel creare un clima di suspense e continua con una serie ben assestata di considerato che, a cui ne aggiunge subito una di considerato altresì che, senza però tralasciare i considerato in particolare che, i considerato poi che e di sfuggita i considerato anche che, e quindi insomma se ne vanno pagine e pagine e pagine, fin tanto che la stringo, ma a pagina 20 per l'impavido esploratore che si è giunto fin lì si staglia il meritato premio. L'articolo 1 della delibera che al comma 2 rivela i parametri per calcolare la nuova tariffa. Eccoli. TVND parentesi AP virgola SAP chiusa parentesi uguale Q meno SAP parentesi AP meno KD parentesi AP. Allora, io dico, adesso Gramellini la butta sull'ironico, sul registro ironico, ma se tu sei già incazzato nero perché sei alle prese con una ripartenza economica, non hai voglia di sorridere, tu ti ritrovi quando apri i locali, e io le ho viste, ragazzi, io quando nel mio girare per ascoltare le persone, perché l'ho fatto da giornalista, lo faccio anche adesso da parlamentare, da senatore. Se io vado in giro a parlare con le persone e questi mi fanno vedere, una volta aperto il locale, che cosa si ritrovano nella cassetta delle lettere, chiamiamolo impropriamente così perché a volte te le ritrovano sotto la porta del locale, le bollette, tasse, ritardi, inviti dalla banca, agenzie delle entrate, cioè ci sono negozianti, commercianti, ristoratori, albergatori che nel momento della riapertura, quando sperano un pochino di respirare, si ritrovano immediatamente in apnea, soffocati dalla burocrazia e dal linguaggio assurdo dei burocrati. Ora, io lo so che ne abbiamo parlato 1000 volte della burocrazia, dei burocrati, ma questi a casa, ma perché non ci stanno per sempre? Cioè, io non sono contrario, io ho grande rispetto per lo Stato. Lo Stato, soprattutto nei momenti di difficoltà, che deve dimostrare di essere funzionale ed efficace. Deve essere cioè in grado di mettere i suoi cittadini nelle condizioni di operare. Questa è l'essenza di uno Stato. Non mi interessa Stato leggero, Stato pesante, Stato medio. Può essere leggero e fatto di incapaci, pesante e fatto di incapaci. Io mi domando, se un burocrate non è in grado di capire, con anche i suoi decreti, il suo lavoro, il suo linguaggio, che in questo momento la burocrazia rischia di essere, per il solo ammucchiarsi di parole, rischia di essere una bomba ad orologeria, lasciateli a casa, toglietegli le penne, fate qualsiasi cosa, ma dovete semplificare. Non è possibile nella maniera più assoluta che un burocrate si permetta di scrivere in questo modo. Non c'è, si dice sempre, ma stiamo diventando più cattivi. Ma ragazzi, ma voi, a volte mi domando se i giornalisti, se i commentatori, al netto dei leoni da tastiera, delle bestie, io mi domando se queste persone che scrivono sui giornali, fanno sempre commenti belli, dove il trionfo del politicamente corretto, cioè io mi domando se questi vivano anche. Perché se tu prendi una lettera che ti dovrebbe annunciare la ripartenza e non ci capisci un tubo perché è scritta in burocratese, ma ragazzi, tu mi stai provocando, stai provocando e stai facendo aumentare lo stress, uno stress di gente che è rimasta per 2 mesi, qualcuno anche qualcosa in più, perché in Lombardia è praticamente è da febbraio, ok, che c'è il lockdown, un po' perché autoimposto dalle notizie, un po' perché poi è arrivato sul serio. Ragazzi, cosa fai? Ad uno stress tu accumuli ulteriore stress che è prodotto dai burocrati. Allora lasciateli a casa, questi burocrati li dovete lasciare a casa,
Bloccate le penne, toglietegliele le penne, toglietegli i computer, non devono scrivere più un tubo. Il Parlamento non funziona, e i burocrati di conseguenza, non funziona se produci più norme, ma se sei in grado di ridurle. Andiamo avanti con la lettura. La parte di Silvia Romano la vediamo dopo attraverso il Repubblica, che secondo me ha raccontato meglio tutta la vicenda. Sul Corriere, e dal Corriere prendo soltanto come spunto Fiorenza Sarzanini, 535 giorni, i 3 video e le soffiate per alzare sempre il prezzo, la partita finisce in Qatar e c'è il racconto della prigionia. Una cosa che mi piace mettere a fuoco qui, e dopo la riaffronteremo nella seconda parte della rassegna stampa. Allora, Sola ha mandato allo sbaraglio, il Romano vogliono che si indaghi sulla Onlus di Fano. Ora, se una Onlus non è abilitata ad andare in un certo posto e questa Onlus non era nel registro ufficiale, io mi domando come sia possibile far operare queste Onlus. Queste Onlus vanno chiuse. Se tu non sei in un elenco ufficiale, non sei in un registro ufficiale e quindi non dai determinate garanzie, tu non vai fuori. Mi dispiace, ma non vai fuori. E dico anche di più, che forse una revisione totale delle Onlus, su cui c'è sempre un grande mistero, e quando non c'è mistero ci sono i pasticci, ok? Di gente che può anche essere animata dai buonissimi sentimenti, va bene, però al di là dei buonissimi sentimenti c'è una zona che può trasformarsi in una zona di incoscienza e di pericolo potenziale. Diventa potenziale se tu non hai gli strumenti per cercare di intuire che cosa può accadere. Diventa previsione e quindi prudenza alla luce delle informazioni che già hai. Io una Onlus che non è radicata in un contesto e non ha determinati link, determinati appoggi e determinate coperture, non la faccio operare. E mi dispiace, Silvia Romano prende e se ne va in un'altra Onlus che ha determinate garanzie, perché altrimenti ritorno, ma cercherò di stare il più asciutto possibile, mi attengo alla lettura di alcuni articoli, ma cerco anche di non ripetere l'errore madornale che è stato commesso l'altro giorno. Allora, viene liberata una ragazza, ok, eviterei il circo mediatico, perché dopo il circo mediatico costringe comunque ad una rappresentazione che piace oppure no. I commercianti si possono incazzare e dire: noi siamo stati multati 400 euro e qualcuno anche ha preso più multe. Io vengo multato per il divieto di assembramento e poi mi ritrovo che dove ci sono forze dell'ordine e istituzioni come il Presidente del Consiglio, il Ministro degli Esteri, nessuno dice nulla e quello era un vero e proprio assembramento. E non è partita una multa, non è partito nulla di nulla. Allora capite che in una condizione del genere girano anche un po' le balle, Comunque, per restare all'organizzazione, questa Onlus, io mi auguro che su queste Onlus, fuori da registri ufficiali o fuori dai controlli, ci sia un'operazione di chiarezza. Voglio anche spingermi e dire: possono operare soltanto alcune Onlus, altre non operano. E se vogliono operare, mi dispiace, ma mettono delle fideiussioni, mettono delle garanzie. Perché comunque sia, anche sulla eterna vicenda del pagamento dei riscatti, se tu vuoi andare a operare, non puoi pensare che lo Stato si faccia garante, perché poi andremo a vedere chi sono stati i sequestratori di Silvia Romano. Non me ne voglia se non la chiamo con il nome che ha scelto adesso. Per me rimane Silvia Romano, poi lei si faccia chiamare dai suoi come diavolo vuole. Io la chiamerò Silvia Romano. Decreto rilancio, tra le tensioni l'ultimo duello sui migranti. Ma in piccolo c'è anche una strana norma di cui sui giornali non si parla abbondantemente.
Sul decreto rilancio, nella maggioranza di governo sono ancora diversi nodi da sciogliere. Uno riguarda le misure sulle piccole banche, perché c'è una norma per cui si darebbe un aiuto a chi acquista, quindi altre banche, chi acquista le banche decotte. Allora, ma perché ogni decreto deve avere una norma favorevole alle banche? Ma scusate, allora, il decreto liquidità non è stato fatto per l'economia reale, ma è molto più a garanzia delle banche, che infatti poi sono talmente al sicuro che ti dicono: a me non frega nulla dello Stato e della tua garanzia, perché non ci credo. Quindi io continuo a fare quello che vogliono. Quindi non è un decreto che è servito per dare maggiore spinta all'economia reale, ma è servito alle banche per rafforzare il proprio potere. Perché quando la banca ti dice non mi interessa della garanzia dello Stato, perché tanto alla fine sono io che devo erogare il prestito nelle condizioni che ben conosco, vuol dire che il tuo decreto non vale nulla e non è servito per aiutare l'economia reale, ma è servito alle banche per affermare e riaffermare il proprio potere. Questa è la vicenda, unica morale della vicenda che conosciamo. Ecco, di questo si parla poco. Perché? Non lo so, di questo si parla poco. Non c'è un articolo, non c'è un racconto dettagliato di quello che ancora una volta è un aiuto al sistema bancario. Il tema dei migranti. Si parla di uno scontro dentro il Movimento 5 Stelle, a me non frega nulla. Io voglio sapere soltanto una cosa: se il reddito di cittadinanza era ispirato, e come continuava a dire Di Maio, era ispirato alla logica dell'incontro tra domanda e offerta, e ci dovevano essere i navigator, e Mimmo Parisi, e l'INPS, e VAT la pesca. Bene, a distanza di un po' di tempo, perché il decreto dignità è stato fatto, scusate, il reddito di cittadinanza è stato fatto tra i primi passi e passaggi del governo scorso, ok? Quello giallo-verde. Io voglio capire se a distanza di diverso tempo abbiamo un minimo di banca dati per far incrociare domanda e offerta. Io voglio capire questa roba qua. Altrimenti perché devo continuare a derogare il reddito di cittadinanza? E poi c'è la filiera dell'agroalimentare che si lamenta, ma non soltanto quella, si lamenta perché mancano gli stagionali. Se gli stagionali non sono in nero e sono coperti da un contratto, vuol dire che c'è un mercato. E allora vuol dire che io mi vado a prendere prima i percettori del reddito di cittadinanza e poi tutti gli altri, va bene? Aggiungo un altro pezzo. Oltre al discorso di quante persone devono essere allocate per la raccolta della frutta, della frutta di stagione, ma gli spostamenti da una regione ad un'altra saranno in deroga in questo caso? Allora, se tu li fai in deroga per quello, non capisco perché non ci possono essere delle altre deroghe su tutti gli stagionali. Perché pensate che il comparto alberghiero o il comparto turistico non abbia bisogno di norme del genere? Di passaggio da un lavoratore da una regione ad un'altra? Allora io penso e riaffermo per l'ennesima volta che il governo non è stato in grado di pensare, nonostante tutte le loro task force del Menga, non è stato in grado di pensare alla ripartenza. Sono incagliati. Cioè è come se il Presidente del Consiglio o il governo fosse una diramazione, un appendice dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché hanno soltanto badato al lockdown, a fermare tutti nelle proprie abitazioni nella speranza di evitare la propagazione del virus. Ma il governo non è un'emanazione dell'OMS, di cui tra l'altro voglio dire una cosa subito adesso, è un governo, quindi deve pensare sì alla parte sanitaria e sociale, ma anche a tutta la parte economica. Quello è un governo, quello è un lavoro del governo. A proposito di OMS, ieri il report è stato fantastico. Io non so chi abbia visto la puntata di Report, un'inchiesta fantastica sul mercato delle vaccinazioni, sulla farmaceutica e soprattutto sul ruolo dell'OMS. Ragazzi, l'OMS sta
dimostrando al mondo che è un baraccone che non serve a nulla. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ma ragazzi, lo diceva Tizio, lo diceva Caio, lo diceva Sempronio, iniziamole a mettere insieme tutte queste voci che riguardano l'OMS. Io non vorrei che questa Organizzazione Mondiale della Sanità fosse il grande ombrello che copre gli interessi delle grandi case farmaceutiche, di Big Pharma e di spostamenti di potere tra uno Stato ed un altro. Quindi ragazzi, ieri, ma non è che fosse la prima volta, però ieri abbiamo avuto l'ennesima conferma di come l'Organizzazione Mondiale della Sanità sia più un baraccone che una roba che è utile. Quindi andatevi a vedere Report che mi piace sempre, lo voglio dire, Report mi piace sempre, a me, le inchieste di Report, Ranucci lo sa, Sigfrido, ho sempre e pubblicamente detto che il giornalismo non conosce amici e nemici, il giornalismo, quando un serio giornalismo d'inchiesta e racconta tutto, carte alla mano, quello per me vale sempre. Dopodiché uno si sente diffamato, ci sono i tribunali. Però la RAI deve garantire la copertura assicurativa e il diritto ai giornalisti di fare inchiesta, altrimenti è troppo sempre sbilanciato a favore dei più forti e a svantaggio del serio giornalismo di inchiesta. E quindi ancora una volta complimenti a Report, alla sua squadra. Quindi sul discorso dei migranti, delle regolarizzazioni, io dico che la prima banca dati del personale e dell'incontro domanda-offerta debba essere quello che sta a monte del reddito di cittadinanza, altrimenti ragazzi. Quindi va bene. Ecco, l'ecobonus, io mi auguro che l'ecobonus pensato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro vada avanti. Riccardo Fraccaro, persona che conosco, che stimo ed è uno dei pochi che dentro il governo sta zitto, lavora e ha piazzato, secondo me, in un momento particolare una fiche pesante sul piatto della ripartenza. Quindi ha ragione, ho proposto il super bonus al 110% della spesa per ristrutturazioni energetiche e antisismiche, perché interviene sul settore come quello dell'edilizia che ha un altissimo effetto moltiplicatore. Bravissimo, ha ragione. Bravissimo Fraccaro. Quanto costerà il credito d'imposta al 110% e le coperture le avete trovate? Ecco, anche qui, ancora sentire il discorso sulle coperture in un momento come quello attuale, dove non hanno capito tutti che le coperture in questa fase sono coperture a debito e sono coperture che non possono, cioè quel linguaggio non può valere oggi come già per me valeva poco il discorso delle coperture, perché venivamo già da un difficile momento di ripartenza dopo la crisi economico-finanziaria, ma a maggior ragione oggi la domanda sulle coperture e la sfida sulle coperture ci riporta a monte sempre su quel discorso di una politica espansiva garantita da una vera banca centrale, e siamo quindi al solito punto dolente della vicenda che ben sapete. Quindi Fraccaro spiega 2 o 3 cose molto importanti. Allora, potranno usarlo tutte le famiglie per lavori svolti nella prima casa e nei condomini fatturati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Sono coperti dall'incentivo tutti i lavori già previsti per l'eco e il sisma bonus, con l'aggiunta di 2 tipologie importanti: il fotovoltaico e l'acquisto di accumulatore o colonnine di ricarica per auto elettriche. Si applicheranno gli attuali limiti di detrazione o di spesa previsti per le varie tipologie di intervento. Allora, come si fa? Ottenuta allora, i lavori devono essere certificati da un tecnico abilitato responsabile penalmente. Guardate che questo secondo me è importante, e dopo magari faremo anche una scheda, la metteremo su Il Paragone e la pubblicherò sulle mie pagine. Allora, ci sono diverse possibilità. Il contribuente può utilizzare per sé il credito d'imposta e quindi, per esempio, se ha fatto lavori per 20.000 euro, disporrà di un credito
perché è al 110%, di 22.000 euro e potrà pagare per 5 anni 4.400 euro di tasse in meno. Oppure può trasferire alla ditta il credito che lo userà a sua volta per incassarlo subito dopo, trasferendolo o ad un'impresa più grande o a una banca, oppure lo terrà per sé per pagare meno tasse. Quindi è un meccanismo molto importante. Mi auguro che le banche non ostacolino questo bonus. È un incentivo che traina, ha ragione Fraccaro, il settore dell'edilizia, che ha in sé un moltiplicatore importante, quindi e poi si approfitta, tra virgolette, di questo momento per guardare ad un domani in cui anche gli investimenti e gli ammodernamenti devono essere fatti secondo uno sviluppo sostenibile. Quindi secondo me è stata una buonissima trovata quella di Fraccaro, e la faccio mia, sono d'accordo. Allora, ristoranti, vabbè, questo dopo lo vedremo con i commercianti, perché farò parlare loro in piazza, in questa piazza. Tanto è una manifestazione che ha avuto la copertura da parte della questura. Ovviamente faremo tutto il possibile per mascherine, distanza, so che, perché me l'hanno detto, sono tante persone che vogliono partecipare, quindi dopo andremo a raccontare. Vediamo un po'. Lettera aperta al governo e al Parlamento. Questa è la previdenza, assistenza e sicurezza. Si tratta degli autonomi, dell'ente previdenziale dei medici e degli odontoiatri. Ha deciso di sostenere gli iscritti in crisi attingendo alle risorse del patrimonio su cui ogni anno paga già le imposte. Eppure da ogni 1.000 euro destinati a chi è in difficoltà, l'ENPAM ha dovuto togliere 200 euro che ora dovrebbe riversare allo Stato come sostituto d'imposta. Giusto, sta chiedendo, ma toglietecela, è una tassa sulla solidarietà inaccettabile, perché con quei soldi che lo Stato vuole come tassa, loro potrebbero dare qualcosa in più agli infermieri e al personale. Quindi anche qui vedo che su queste cose proprio non ci arrivano, al governo non ci arrivano. Chiuderanno 270.000 negozi, il bollettino della grande caduta, partite IVA 150.000 in meno. Questi sono dati preoccupanti che purtroppo ovviamente era difficile aspettarsi qualcosa di diverso, perché ahimè la situazione era questa. Andiamo su Repubblica. Prendo Repubblica proprio per tanto ho visto che sono stati molti commenti a proposito di report di ieri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e qualcuno diceva, sta a vedere che Trump aveva ragione. Trump sull'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto delle cose alla sua maniera, perché poi è scomposto quando parla, ed è un presidente degli Stati Uniti d'America, quindi deve avere un minimo di accortezza, però ci ha preso sull'Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo me, al netto delle modalità di espressione, nella sostanza ha detto delle cose giuste. Allora, in un PC la chiave del sequestro. 2 articoli voglio particolarmente segnarvi. Una è l'intervista al portavoce di Al-Shabaab. Al-Shabaab, provate a prendere un qualsiasi motore di ricerca, ok? E lo faccio con voi. Al-Shabaab, e mettiamo immagini. E mettete anche donne. E così vi usciranno delle fotografie che ritrarranno, come purtroppo adesso ovviamente sta caricando molto di Silvia Romano, caricheranno alcune immagini fortissime delle donne che furono prese in ostaggio da questa banda. Allora, lo dico perché almeno inquadriamo i soggetti. Noi stiamo parlando di una delle
più radicali e pericolose organizzazioni criminali, ovviamente. E il portavoce di Al-Shabaab non nasconde ciò che nell'intervista a Repubblica fa già parte del titolo di prima pagina. I soldi del riscatto finanzieranno la nostra jihad. Guardate che lo trovate proprio in prima pagina sulla Repubblica. Allora, Silvia si indaga per terrorismo, le sue foto esibite come trofeo. Certo, perché ripeto, io resto ai fatti di cronaca. È inutile porsi delle altre domande, perché nel momento in cui è partito un circo mediatico, le domande sulle ragioni di Stato e su trattative segrete e riservate non hanno più senso. Non hanno più senso perché alla fine c'è la solita grande domanda se la vita umana ha un costo oppure no. Direi che stiamo cominciando comunque a quantificare le vite umane. Quella di Silvia Romano, quella dei morti per Covid, quella di chi abbiamo sottratto alla morte per il coronavirus. Insomma, iniziamo in questi mesi a dare anche un valore monetario alla vita e alla morte o alla libertà. Purtroppo se bisogna stare all'essenza, no, della domanda di fondo, bisogna cominciare a ragionare in questi termini. Allora, la vita di Silvia Romano ha un prezzo, la vita di Giulio Regeni ne ha un altro, perché abbiamo deciso comunque, per esempio, di non interrompere i canali relazionali con l'Egitto in attesa di notizie importanti che ci dicano la verità sull'omicidio di Giulio Regeni. Ma potremmo anche dire che ovviamente con i soldi del riscatto di Silvia Romano, il rischio è che, come loro stessi hanno detto, la propaganda generata da questo rapimento, da questo sequestro, potrà cagionare danno e forse anche morte a qualcun altro, che però noi non lo vediamo, e quindi il valore della vita umana è il valore della vita umana che vediamo. Se non la vediamo, ovviamente non importa più. E il valore degli imprenditori che si suicidano? Altro tema. E lì non puoi dire, caro Stato, tu non c'entri. C'entri, perché qualcosa sta accadendo sotto il tuo ombrello di soggetto che dovrebbe garantire magari le ingiustizie. Magari ci sono degli imprenditori che si sono suicidati perché la prima ragione della crisi, da cui poi non ne sono più usciti, è che lo Stato non gli ha pagato una serie di commesse, quindi è stato arrogante in questo senso. Quindi, però, tutto è relativo, l'assembramento è relativo. Se l'assembramento è legato alla liberazione di Silvia Romano, non è sottoposto alle stesse regole dell'assembramento, in cui magari tra poco ci contesteranno. E allora io farò vedere le nostre immagini, e se dovessero comminare una sanzione, a quel punto io vi dico che mi metto sotto Palazzo Chigi legato, ok? Perché veramente, se queste settimane ci fanno partire io andrò a 2 manifestazioni, se fanno partire delle multe, io mi metto sotto Palazzo Chigi, rimango lì fin tanto che non condonano tutte queste multe, perché non è che è possibile vedere le immagini dell'assembramento su Silvia Romano e non succede niente, e questi che protestano per il loro diritto a fare impresa debbano essere anche multati. Quindi stiamo attenti. Allora, comunque, le sue foto esibite come trofeo, certo, perché i vertici di Al-Shabaab hanno utilizzato la conversione di Silvia Romano come megafono per dire: avete visto come siamo stati forti, abbiamo convertito alle ragioni dell'Islam una ragazza che ha rigettato i modelli dell'Occidente, i nostri modelli radicali, perché questa non è una tunica come altra, questa è una tunica diversa, è una tunica anche più radicale, più identitaria, ok? E dopo prenderò
un musulmano, l'articolo tratto da Repubblica, ve ne leggerò un pezzo per farvi capire come quel mondo dice attenzione, perché siamo così sicuri che la conversione sia avvenuta liberamente e dobbiamo legarla anche alle parole di Silvia Romano che dice io sono stata libera di convertirmi, non ho subito pressioni. Adesso è chiaro che non dobbiamo prendere tutte le parole di queste ore immediatamente successive al rilascio come oro colato, ma visto che è stato pagato un riscatto, non possiamo non capire alcune cose e non interrogarci su altre. Lilian, la capomissione in Kenya, mai minacce, ma so chi l'ha tradita. Nella sede di Africa Milele ho indagato e detto tutto agli inquirenti. Io ripeto, queste Ollus, Africa Milele, cioè tutte queste Ollus che io voglio capire se sono dentro un registro del Ministero degli Esteri, della cooperazione, se il governo sa, se i nostri servizi segreti sanno, oppure noi continuamente mandiamo allo sbaraglio, perché per alcuni versi mandare allo sbaraglio, ragazzi, su, vediamo di non girare troppo attorno. Io voglio capire, perché non possiamo sempre risolvere tutto, ma che brava e buoni sentimenti delle ragazze, perché poi i buoni sentimenti di queste ragazze vanno a inficiare operatori che magari devono andare a lavorare, medici, ingegneri e quant'altro, devono andare a lavorare perché hanno delle specialità, hanno delle competenze specifiche. Silvia Romano è una volontaria generica, ci sta, per l'amor del cielo, però se poi deve finire come è finita, attenzione, perché così non possiamo andare avanti. Ma non lo lego al discorso della copertura, del pagamento, del riscatto, quello lasciamo, ormai l'abbiamo visto, quello nel momento in cui tutto diventa mediaticamente esposto, non ha più senso farsi delle domande del genere, perché altrimenti dopo devi farti 1000 altre domande sul valore della vita, come vi ho spiegato. Perché per pagare il riscatto a lei vai a incrementare il potere di questa organizzazione criminale che ovviamente genererà morte, sfruttamento, umiliazione e schiavitù nei confronti di altre persone che però non le vediamo e quindi non sono cazzi che riguardano poi il commentare quotidiano. Ma noi ci siamo lavati la nostra coscienza, siamo contenti, benissimo, però ci dimentichiamo di quello che viene generato. Questo fu tra l'altro uno dei motivi per cui lo Stato decise di non pagare e venire a patti con le Brigate Rosse all'epoca del rapimento di Moro. Perché poi quella cosa si riversava, cioè quel contesto si riversava nel contesto italiano. Qui invece, siccome non lo vediamo, e allora giustamente a noi interessa soltanto capire il valore della vita umana. Però per esempio per Giulio Regeni l'intransigenza è partita, mi è arrivata una telefonata, vediamo se capiscono che durante le dirette non devono chiamare. L'intransigenza non vale nell'omicidio di Giulio Regeni. Ancora stiamo aspettando delle risposte dal governo egiziano. Allora, i soldi del riscatto di Silvia servono per finanziare la jihad. Questo è l'articolo che è preso da Repubblica ed è chiaro. Intervista con Ali Deher, portavoce di Al-Shabaab, organizzazione terroristica che ha sequestrato la cooperante italiana. Tanto è un'organizzazione terroristica, ok? Quindi noi abbiamo pagato ad una organizzazione terroristica, abbiamo pagato un riscatto per averla indietro. Va benissimo, però con quei soldi si genererà e si finanzierà, te lo dicono, non è che hanno paura, perché per loro è propaganda. Loro l'hanno detto. Noi abbiamo la sua conversione, guardate, ha sicuramente visto con i suoi occhi un mondo migliore di quello che conosceva in precedenza. Ragazzi, questo è quello che 2 pagine di intervista. Voglio andare, Marcucci, cambiamo, no, non cambiamo argomento perché avevo quell'articolo, ve l'avevo promesso, è nella pagina dei commenti, abbiate soltanto pochi secondi. Eccolo qua, i misteri di una conversione di Tahar Ben Jelloun. Allora,
La conversione all'Islam di Silvia Romano pone diversi interrogativi. Il primo consiste nel sapere quali rapporti intrattenevano con lei i jihadisti somali del gruppo di Al-Shabaab. Vabbè, ragazzi, che l'hanno rapita il 20 novembre del 2018 nel sud-est del Kenya. Dopo la sua liberazione, la ragazza ha dichiarato che sono stata forte e ho resistito. Ma quando si resiste non si sposa l'ideologia o la religione del proprio carnefice. Guardate che è molto logico quello che sta scrivendo Tahar Ben-Jelloun. Lei dice: sono stata forte e ho resistito, ma quando si resiste non si sposa l'ideologia o la religione del proprio carnefice. Che cosa è successo nello spirito di questa giovane operatrice umanitaria durante i 536 giorni della sua prigionia? Perché ha scelto l'Islam? Dice che è una scelta libera, dobbiamo crederle. Ma una domanda sorge spontanea. Perché aderire a questo Islam che rapisce, terrorizza e ti priva della libertà, gettando in una grande angoscia la tua famiglia ed i tuoi cari? Silvia Romano è comparsa in tenuta islamista, vale a dire la tenuta di un Islam rigorista, integralista e antioccidentale. Anche qui lei ha fatto propria, attraverso quella veste che ha scelto lei poteva mettersi, scendendo da quell'aereo, lei ha mandato un messaggio religioso, politico, forte. Noi non lo capiamo, ecco perché io ho preso lo scritto di Tahar Ben-Jelloun su Repubblica, quindi non l'ho preso né dal giornale di Sallusti, né dal Libero di Feltri, né dalla Verità di Belpietro, no, l'ho preso da Repubblica. E Tahar Ben-Jelloun non è certo un salviniano, ok? Perfetto. Silvia Romano è comparsa in tenuta islamista, vale a dire la tenuta di un Islam rigorista, integralista e antioccidentale. Il velo, l'ibaya, è una sorta di gelaba lunga, sono dei simboli recenti di un Islam duro, un Islam protestatario e identitario. È l'Islam che anima una parte dei ragazzi delle banlieue parigine, che sono partiti a combattere nelle file dello Stato islamico in Siria e in Iraq. È normale che si possa essere sedotti dai testi religiosi. La lettura intelligente del Corano può essere un arricchimento intellettuale e spirituale. Bisogna però evitare di farne una lettura letterale, cioè gretta e intollerante. Il rito dominante in Arabia Saudita, in Qatar e in diversi altri stati è il rito Wahhabita, dal nome del teologo Mohammed Wahhab, che propugnava un Islam di un rigore assoluto. Al ladro si mozza la mano, alla moglie adultera si taglia la testa e così via. Il gruppo di Al-Shabaab agisce in nome di questa ideologia, dell'intolleranza totale e spietata. I giovani che compiono questi atti terroristi sono dei jihadisti, cioè sono dei militanti pronti a sacrificarsi per far trionfare l'Islam in ogni parte del mondo. Nell'Islam la parola jihad ha due significati. Il primo consiste nel pretendere dal credente che faccia uno sforzo su di sé per superare il proprio egoismo e le proprie debolezze. È un suo significato nobile e umanista. Il secondo significato sta a denotare la lotta contro l'aggressore. Si parte per il jihad quando il paese o la religione sono sotto attacco e rischiano di crollare. È il secondo significato a essere in voga oggi tra gli islamisti armati, che secondo i talibani in Pakistan, i soldati dello Stato islamico o i semplici militanti per la causa di un Islam identico a come comparve nel VII secolo in Arabia Saudita. Allora, come perché una donna moderna, occidentale, che è stata privata della libertà e non sa se la sua vita sarà rispettata, ha potuto scivolare verso l'Islam? Attenzione, ripeto, sto leggendo Tahar Ben-Jelloun da Repubblica. Quindi perché lui si domanda? Ok? Spesso i convertiti abbracciano una religione e vi si dedicano anima e corpo, al punto di non avere più nessuna distanza tra i testi e la fede, tra lo spirito e la lettera. Ora che è stata liberata, Silvia proseguirà il suo progetto umanitario o cercherà di diffondere intorno a sé un Islam scoperto in condizioni quantomeno strane? Perché lei il messaggio lo ha mandato con quel velo verde, quindi con quel velo che lo ha detto lui e lo dicono gli esperti. Io non, mi riprendo quello che ho letto, di cui mi sto documentando. Quindi tutti stanno dicendo: guardate che non è un velo come gli altri, quello è un velo identitario. Silvia Romano ha indossato nella processione
dall'aereo in aeroporto, ha fatto vedere nelle immagini che sapeva che sarebbero andate in giro per il mondo. Ecco perché i suoi terroristi, i suoi prigionieri hanno gioito per quelle immagini. Forse addirittura saranno più efficaci del riscatto che è stato pagato. Attenzione, perché quelle immagini forse hanno un effetto come megafono più potente del riscatto. Silvia Romano è diventata Aisha, il riferimento alla moglie del profeta Maometto, la figlia del suo fedele compagno Abu Bakr, scelta quando aveva soltanto 9 anni e sposata appena cominciò ad avere il ciclo. Aisha era la sposa preferita del profeta, ebbe una grande influenza su di lui e quando rimase vedova condusse una guerra senza quartiere contro le tribù che contestavano il messaggio dell'inviato di Dio. Fu una donna eccezionale e per questo il suo nome è così diffuso nel mondo islamico. Silvia Aisha è diventato un personaggio che confonde le piste. Convertirsi ad una religione dopo una riflessione matura, con cognizione di causa, per convinzione vera e profonda è una cosa assolutamente normale e ammessa. Ma convertirsi dopo aver passato così tanti mesi sotto la pressione di mercenari che utilizzano l'Islam come copertura per estorcere denaro ad uno Stato è una scelta che apre un dibattito. E noi non possiamo sottrarci a quel dibattito. Questo lo dico io. Non possiamo sottrarci a quel dibattito, perché altrimenti è sempre la solita vittoria del politicamente corretto e che è proprio la via più facile per ridurre completamente l'analisi di un ragionamento, il percorso di un ragionamento. Vado a chiudere. L'isolamento, il terrore, la paura di essere uccisi sono ingredienti che a volte perturbano la ragione e la libertà di spirito. Non pensi più allo stesso modo quando sei libero e quando sei privato di ogni libertà, con in più la minaccia di perdere la vita. È un'angoscia profonda quella che probabilmente ha dettato a Silvia una scelta del genere. Ora è libera sia di accettarla consapevolmente, sia di liberarsene. Ora è questo quello che vogliamo capire. Quel colore, quel velo, quella tunica hanno per Silvia da adesso in avanti, nel tempo che decide lei, hanno un significato, avranno un significato? Bene, questa è la domanda che la processione che Silvia ha fatto dall'aereo a casa con quella tunica, è la riflessione a cui dobbiamo dare o almeno un minimo di contributo culturale. Io ora lascio, vediamo che ore sono perché tra poco io devo andare, come vi dicevo, faremo ovviamente la diretta da Piazza della Signoria a Firenze. Vi segnalo soltanto un'ultima, visto che sono in terra toscana, l'ultima intervista a Marcucci, capogruppo Dem al Senato. Basta con i dogmi, non è l'ora di piantare bandierine, il MES è un finanziamento vitale e senza condizioni, quindi in poche parole il MES si farà, anche perché Conte mi sembra abbastanza ormai sulla linea del Partito Democratico. La mossa di Gualtieri, niente IRAP a giugno per tutte le aziende, e qui qualcuno dice è con quei soldi praticamente che già si capisce che non solo prenderanno questo MES ma prenderanno anche tutte le altre misure. Intanto imprese senza liquidità, le banche, come vi dicevo, non erogano, la cassa integrazione, finite le risorse, servono 15 miliardi. Io voglio capire come il governo pensa di dare risposte vere, non chiacchiere, risposte vere. Noi possiamo fare sicuramente un dibattito, loro invece hanno le leve e devono dare delle risposte a queste persone. Va bene, ragazzi, io vi saluto, ci vedremo per la diretta tra poco più di un'ora, verso le 11:30, poco più di un'ora, da Piazza della Signoria a Firenze con i commercianti della Toscana. Io farò parlare loro, sentiremo le loro voci perché sono quelle voci che il governo continua a non ascoltare. E lo dico, se ci piazzeranno e ci daranno una multa, io da quel momento in avanti ovviamente sarò costretto a piantonare, a mettermi davanti a Palazzo Chigi in attesa di una risposta del governo. A parte che comunque continuerò a chiedere a Conte se ritiene corrette quelle multe da 400
che sono sempre comminate a chi protesta, rispettando mascherina e metro e mezzo di sicurezza. Continuano a telefonarmi, quindi ciao a tutti.